La gioia di vivere, il colore come forma di emozione, di riscatto, di speranza, amore e passione. Un colore che in regolari segni di geometrie essenziali diventa un turbine, un vortice che riporta sulle tele paesaggi, cielo e terra, mare e fiumi, boschi, albe e tramonti attraversati dall'animo umano. Sono i lavori di Daniele Marcon, artista marosticense, esposti nella personale curata da Sofia Marcon e allestita alla The Bank Contemporary Art Collection in via Marinali a Bassano sino al prossimo 2 dicembre. È un colore che è arrivato a queste tonalità negli ultimi 2 anni, più o meno, dal 2020-2021, e sicuramente si fa notare per la sua esplosività, ecco, mettiamola così. La gioia di vivere è il titolo di questa mostra. Viene ripreso dal famosissimo quadro di Henri Matisse, un artista molto importante per il percorso artistico e di vita di Daniele, e era uno dei maggiori rappresentanti del gruppo Fauve, appunto questa avanguardia storica che conosciamo tutti, nata nel 1905 più o meno a Parigi. E perché il gruppo Fauve? I Fauve erano appunto chiamati così perché venivano definiti le belve proprio per il tipo di colore che utilizzavano, che alla fine è lo stesso colore quasi che vediamo qua nei quadri di Daniele. Lo vediamo da un punto di vista astratto, ovviamente, perché quest'arte è un'arte astratta, un'arte minimalista, però è un colore che racconta un'emozione. 49 opere che raccontano le gioie e le sofferenze, lo stupore, la meraviglia, la condivisione e il dolore dell'artista che da anni combatte contro la SLA. Quadri intensi, vasti, capaci di catturare l'attenzione del visitatore che pare rapito dalle tinte intense, ora luminose, ora calde, che ripercorrono i vari momenti della vita dell'artista. Flash di memorie, di sensazioni, flussi di pensiero e respiro che vanno a uniformarsi in una completa armonia. Ha ritrovato nell'ultimo periodo una gioia nelle cose semplici. Lui, parlandone, diceva che è riuscito a trovare la gioia di vivere nella contemplazione. Nella contemplazione di cosa? Delle piccole cose, dei gesti quotidiani, di questa vita che lui vede scorrere. Purtroppo adesso riesce a prenderne parte un po' meno, ma al quale comunque è molto legato, molto affezionato, e del quale riesce a cogliere anche un lato molto positivo. E nella condizione in cui è ora non è proprio così semplice, quindi direi quasi ammirevole.